Al momento i cronoprogrammi delle opere pubbliche vanno avanti, poi c'è anche un elemento di valutazione se è opportuno continuare ad investire delle risorse vedendo di fatto dimezzato la quantità di opera, no? Penso alle manutenzioni stradali. Fare oggi manutenzioni stradali significa che con lo stesso importo che avevamo stabilito l'anno scorso in realtà realizziamo metà dell'intervento perché i costi sono lievitati. Questo in termini molto pratici è il dilemma che attanaglia le amministrazioni pubbliche nelle settimane in cui i preventivi stanno esplodendo letteralmente nelle mani dei committenti. Certo, afferma il sindaco di Treviso Mario Conte, presidente dell'ANCI regionale, su alcuni temi come quelli della sicurezza stradale non si può e non si deve scherzare. Un buon padre di famiglia questo investimento non lo farebbe, però stiamo valutando le situazioni più critiche perché le necessità dei nostri cittadini sono comunque quelle di risolvere i problemi della sicurezza stradale e questo è solo un esempio legato alle manutenzioni stradali. Teniamo anche conto che fermare la catena delle manutenzioni significa poi fermare le aziende che lavorano, fermare la produzione, quindi di fatto contribuiremo alla paralisi del sistema. È altrettanto vero che c'è un limite di non convenienza che noi amministratori non possiamo superare. Considerazioni che valgono a maggior ragione se si guarda l'attuazione delle opere del PNRR, con gli amministratori della Marca che accanto a categorie economiche e sindacati hanno chiesto nei giorni scorsi al governo di rivederne le linee di finanziamento alla luce del rialzo dei costi, bloccando anche le manovre speculative in atto, posizione più volte rilanciata dallo stesso presidente del Veneto Luca Zaia. Per Mario Conte ci sono gli spazi di manovra, come è successo nel caso dei fondi per la rigenerazione urbana. Se vogliamo vincere questa sfida, che è una sfida fondamentale per il futuro, l'invito che faccio al governo è quello di ascoltare quelle che sono un'analisi delle problematiche e un elenco di proposte per la soluzione. Quindi in pieno spirito veneto noi oltre a sottolineare i problemi portiamo anche le soluzioni. Sono soluzioni di buon senso, quindi accoglibili e sono convinto che anche in questo caso il governo darà una dimostrazione di sensibilità e attenzione accogliendo queste proposte.